Va ora in onda Spazio Più. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Buonasera a tutti dallo Spazio Più. Oggi iniziamo la trasmissione con La locomotiva di Francesco Guccini. Diamo il giusto tributo a un grande che ci ha lasciato. Ecco, chissà perché i grandi se ne vanno via tutti troppo presto. E anche se c'aveva 83 anni il nostro Francesco 86. Guccini. 83? 6. 86? Vabbè, ecco, della serie figure di merda in diretta. Tutto andare, scusate, 86. A noi sembra sempre troppo presto. Soprattutto vogliamo ricordare Francesco Guccini, perché uno dice, ma che ci azzecca, cari ragazzi? Francesco Guccini era un nostro accanito ascoltatore. Non sto scherzando, l'ha dichiarato in varie trasmissioni televisive. E lui dice sempre, c'è una radio che si fa ascoltare e quella è Radio Padania. A me piace molto. Da quando mi ricordo ancora il giornalista comunista fracico che lo intervistava era Zoro, quello di La 7, che era tutto scioccato, ha detto, no, io ascolto Radio Padania, diceva lui, Francesco Guccini, a me piace Radio Padania. Francesco Guccini, che è anarchico, non comunista, poi i comunisti si appropriano di tutte le cose come al solito, fanno sempre i collettivisti col culo degli altri, compreso con il sedere del nostro povero Francesco. Tuttavia questa radio perde uno dei suoi pochi ascoltatori, perde il più grande dei suoi ascoltatori e perde uno dei suoi più grandi cantautori, e quindi noi piangiamo insieme a tutto il resto del paese Francesco Guccini, che per noi era più speciale, per una radio piccola, grande radio come Radio Padania, come Radio Libertà. Ecco, noi lo piangiamo due volte. Io lo piango perché mi riporta indietro perlomeno di 50 anni di anni fa, dove io appunto ascoltai per la prima volta questa canzone della locomotiva e mi venne chiamata, cioè mi venne cantata dalla Paola Frassinetti e dalla sua amica Monica Zucchinali. Ricordo questo viaggio con Paola Frassinetti a Castiglione delle Stiviere, con l'andata con la locomotiva e il ritorno pure. Insomma, in pratica feci in tempo a imparare la memoria. E poi era uno di noi, possiamo dire, Francesco Guccini, perché la pensava in tutto e per tutto. Noi siamo i famosi comunisti padani, no? Sì. Noi siamo siamo la trasmissione sociale di questa radio, lo rivendichiamo con orgoglio, perché in un tempo di neoliberismo schifoso qualcuno si ricorda ancora delle persone, dei diritti sociali, dei lavoratori, e in questo ci siamo noi. E volevo leggervi quello che, insomma, come lo ricorda il Corriere della Sera per una volta, ecco, lo ricorda una persona come si deve. Il poeta dei perdenti che amava gli eroi epici, ma dietro le canzoni, i libri dietro le canzoni, ma non si laureò mai. E qua mi ricorda qualcuno di mia conoscenza pure che non si è mai laureato, cioè io, e lo rivendico con orgoglio. E poi volevo ricordare quello che diceva Pieraccioni di lui,
Diceva Francesco Guccini: quando moriremo avremo un paradiso su misura, in tutto somigliante al solito locale, ma il bene non si paga e non fa male. Ecco, questo era Francesco Guccini, ragazzi. Che aveva una predilezione non per il vino rosso, ma lui preferiva il bianco. Sì, il Gewürztraminer. Sì. A noi piace di tutti. Io A Francesco rosso. Guccini il rosso non gli piaceva, perciò anche se hanno fatto a gara a impossessarsi di questo morto illustre, ripeto, Francesco Guccini lui stesso si dichiarava anarchico. Sì, qua leggo: quando Guccini la cantava ai concerti, locomotiva, tra parentesi NDR, nota di redazione, sul trionfi la giustizia proletaria, scattavano i pugni chiusi, anche se lui spiegava di non essere mai stato comunista, semmai anarchico. Qua siamo all'appropriazione dei comunisti di lui, di De André, di tutti, di chiunque, insomma, come al solito. La locomotiva era una canzone romantica ma non rivoluzionaria. L'aveva molto emozionato sentirla cantare sulle Ramblas a Barcellona dopo la morte di Francisco Franco, nella versione catalana intitolata La locomotora. E comunque, venendo a noi, al nostro ciao spazio... Francesco, comunque. Ciao, davvero è un vuoto, posso dirlo, è un vuoto tra i nostri ascoltatori, tra il nostro pubblico, un vuoto grande che si farà sentire, e mi auguro che al di là, nel paradiso... Però non è vero che non si fa, uno se vuole, Francesco Guccini può sentire quando vuole. No, lui che ci ascoltava, mi auguro che in paradiso la Radio DAB prenda. Ecco, visto che qua i nostri ascoltatori sono belli tirchi, quello che ci passa al partito è quello che è, facciamo fatica a sopravvivere, però siamo ancora qua. Mi piace pensare, sperare che nell'aldilà il buon Dio, San Pietro e Francesco Guccini se la stanno ridendo ascoltando lo Spazio Più di venerdì 7 agosto 2026. Come sta ascoltando, in silenzioso, l'hai detto tu, Mimmo, in religioso silenzio. Sì, religioso silenzio il nostro Antonio Fellone. Buongiorno Antonio. Federico ogni volta si scorda di precisare che la trasmissione del venerdì abbiamo iniziato col tributo a un grande, Mimmo. Ho capito, però è d'obbligo precisare che è più in collaborazione col SINAP. Tra l'altro non usate le chiavette del SINAP perché si bruciano. Io ho preso la mia Natalia, me l'ha bruciata in 35 secondi, come buttare nel water anni e anni di iscrizione al SINAP. E Antonio Fellone le dovrà rispondere, chiudo la parentesi. C'ho la vita in quella chiavetta, chiudo la parentesi. Antonio Fellone, ci sei fra di noi o ti sei stancato e te ne sei scappato? No, buongiorno, vi ascoltavo con interesse e poi mi associo a quello che ha detto Federico, perché comunque parliamo di un grandissimo artista e secondo me anche una grandissima persona. Detto ciò, volevo anche ricordare che è scomparso anche un altro grande personaggio del nostro mondo, che è Franco Baresi. E tu la butti subito sul calcistico, però, mannaggia. Ricordiamo anche Maradona, allora. Sì, parliamo di scomparse recenti, no? Franco Baresi è scomparso qualche giorno fa, è l'icona del calcio italiano, del Milan, della nazionale, lo dico la tifosa del Napoli, quindi sono grandissime persone che comunque, ripeto, si sono fatti valere sia professionalmente ma soprattutto umanamente. Parlo anche di Franco Baresi, che è stato sempre un signore. Detto ciò, buongiorno a voi. Federico, a Chiavetta, secondo me tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare. Secondo me hai tolto lo stemma, l'hai messo no. Puoi associare. Abbiamo il colpo del reato. Io la infilavo dappertutto la chiavetta, però la tenevo sempre pulita, la controllavo. Secondo me una chiavetta che hai comprato lì sui bancarelle dei Chinatown e poi mettiamo sul coso del SINAP, così la faccio pagare al SINAP. Bravo. Allora, l'ho prestato un'amica che l'ha infilata nel computer di Radio Libertà, morta. Quindi va bene. Allora c'era computer, c'era un virus. Dicono... Ringrazio Radio Libertà, ringrazio Natalia, sempre gentilissima, ringrazio voi due. L'altro, lo Sparacazzate, per un po' è sparito dai radar. Sì, ho fatto un periodo di riflessione molto ampio. Il piano Feri, Antonio, il piano Feri è sempre lì in agguato. Come dice Nichi Vendola, è stato un periodo di riflessione molto ampio, dove ho pensato a tutte le automobili che hanno al DAP, visto che abbiamo parlato per tanto tempo di macchine, quindi ho detto mi scanso un po', così faccio fare le trasmissioni sulle auto, poi quando sono finite le trasmissioni sulle auto e ricominciamo a parlare dei problemi veri, torno, e quindi sono tornato. Abbiamo portato in tantissime cose, anche l'auto di Falcone, io lo ribadisco, per me è fondamentale.
Antò, perdonami un secondo secondo. me sta bene là dove sta a Palermo, sono davvero felice, hanno fatto anche una bella... È ritornato a Roma, cioè l'hanno fatto andare a Palermo e poi è tornato a... Ecco come spendono i nostri soldi e chiudo la scusate. Antonio, perdonami una cosa, in una delle tante trasmissioni in cui lo sparacazzate non c'è stato, tu hai detto che sarebbero... Che abbiamo parlato di tantissimi. Sì, è vero. C'è da spostare una macchina qua, una macchina là. Abbiamo parlato anche degli stipendi, cioè degli stipendi abbiamo parlato di straordinari. Ma appunto lo sparacazzate invece mi ha detto che praticamente verranno pagati solo 20 giorni di straordinari, 20 ore di straordinari, il resto buonanotte. Si accumula, sì, a dicembre se il governo trova i soldi le verranno pagate. Ti risulta vero? Sono fondi già previsti sul capitolato, però poi ci sono istituti che fanno tantissimo straordinario, sai che lo straordinario viene assegnato dal capitolato, poi ci sono istituti che sforano e quindi non ci sono più fondi sul capitolato e si aspettano un nuovo stanziamento. Quindi sono soldi che tu non perdi, che magari può esserci il ritardo del pagamento dello straordinario semplicemente perché comunque uno può sempre rivolgersi a Mario Draghi e chiedere un finanziamento bancario del modico interesse del 30% al mese. Quello che io dico a tantissimi colleghi, e tanti mi danno ragione, fate conto che state mettendo da parte qualche però ve lo ritroverete, perché non è che sono soldi che tu non prendi o perdi, sono soldi che magari può capitare, magari che finiscono i soldi sul capitolato di spesa riguardante lo straordinario, quindi bisogna aspettare un nuovo stanziamento che arriva, però c'è una tecnica da rispettare e quindi poi capitale che lo prendi in ritardo, non prendere lo prendi. Ti posso fare un'ulteriore domanda, Antonio? Ci sono tantissimi istituti che fanno ricorso allo straordinario in una maniera esagerata. Qualcuno, secondo me, lo addebito alla cattiva gestione dell'istituto, perché magari tanti straordinari, ma lo dico non per la questione economica, ma una questione proprio per far lavorare i colleghi, si possono evitare se un istituto funziona ed è organizzato bene. Ma ai noi purtroppo ci sono istituti che sono organizzati malissimo, quindi la prima cosa che fanno pur di ricorrono al lavoro straordinario che, come dicevo prima, in alcuni casi può essere assolutamente evitato. Che ha un costo, insomma. Certo. Ti posso fare un'altra domanda? Mi giunge notizia che praticamente a fronte dei tante migliaia di nuovi assunti nella polizia penitenziaria ancora ci sia carenza d'organico, perché appunto molti sono chi pensionati, chi va in quiescenza, i pensionati, giusto? No. Sì, se ho capito, noi l'abbiamo dato un dato ufficiale, non un dato mio, tuo, ma un dato ufficiale. Il dato ufficiale è chiaro che comunque dal 2022 a oggi sono stati assunti 15.000 unità e in quiescenza sono andati 6.000, quindi a un netto di 9.000. È ovvio che non bastano, sono pochi. Allora, però io sento in giro tante cavolate, ci sono stati assunti ma tanti sono andati in pensione, quindi ma questo dobbiamo... No, ma io più, Antonio, più che di questo, io volevo dire, io seguo diversi gruppi WhatsApp della polizia penitenziaria, ce n'è uno in particolare che appunto in pratica dice che sono tanti quelli che si dimettono, che se ne vanno, non solo quelli che avendo vinto... rispetto a questo c'è qualcuno che si dimette, ma ti posso anche dire che rispetto a chi si è dimesso negli ultimi corsi, il 653 che parte a ottobre, quindi un'assunzione straordinaria è stata fatta proprio ricavando, il numero è stato proprio ricavato dalle persone, anzi anche di più, come hanno previsto, dalle persone che si sono dimesse e che magari hanno deciso di passare altri corpi o altro. Quindi per concorso di 653 unità è servito proprio, ripeto, partiranno a ottobre a coprire le carenze venute fuori dopo le assegnazioni dai corsi. Quindi anche su questo si è cercato comunque di riparare. E poi io dico sempre, lo dico da una vita, chi non vuole fare il nostro lavoro manco si deve presentare, perché sarebbe meglio, insomma, di ripetere sempre la stessa cosa. Io almeno come senso di appartenenza ritengo il mio corpo secondo a nessuno. Mi dà fastidio chi entra, viene, si piglia 3-4 mesi di stipendi in attesa che parte il corso in Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza, e per andarsene poi di là. Tu lo sai come la penso su questo. Sì, tante volte in tutti i
modi, ma semplicemente per dare valore al nostro corpo, perché poi ti ritrovi tantissime persone che, soprattutto in questo periodo, non gli piacciono, vengono solo per prendersi lo stipendio, per stanno a casa, e chi è il poveraccio che va a lavorare gli tocca fare veramente 3-4 posti di servizio, ore di straordinario, perché il furbetto del quartierino che aspetta per partire in un altro corpo se ne sta a casa in spiaggia, e quindi non farmi andare oltre, perché questa è una cosa che a me dà un fastidio cane, perché purtroppo io tutti i giorni, tu sai bene io dove sono adesso, sono in vacanza, ma ti posso garantire che lo stamattina sto al telefono, i colleghi li ascolto, li sento e cerco comunque di stargli vicino, e tanti sono incazzati per questo, non se la pigliano dall'amministrazione, ma se la pigliano tutti magari è di passaggio nel nostro corpo, se ne frega dei colleghi che sono costretti a farsi 2, 3, 4 posti di servizio e aspetta il momento per andare altrove. Questo Tanti, è qualcosa che Antonio, io ho letto anche... Su questo bisognerebbe intervenire seriamente, tu lo sai come la penso, io metterei dei paletti. Antonio, però ti posso dire una cosa, io leggendo appunto tutti questi altri gruppi WhatsApp, a volte sento anche commenti che questi ricevono, e tanti usano questi argomenti per dare addosso ai sindacati che non fanno il loro dovere. Cioè, se a quello gli aggiungi... Il sindacato che cosa non fa? Cioè, cosa puoi accusare al sindacato? Almeno per quanto mi riguarda, io allora mi ritengo un sindacalista fortunato, perché tante persone che nel quotidiano mi contattano, io cerco comunque di aiutare a tutti. Il sindacato, più di denunciare i fatti accaduti oppure stare vicino e far garantire il diritto al collega, perché io voglio ricordare a chi si lamenta sempre dei sindacati che se hanno tanto oggi come diritto, e grazie alle lotte sindacali che sono state fatte in questi anni, cioè voglio dire, perché a volte qualcuno è, diciamo, una minoranza, è sempre pronta ad additare responsabilità altrove, ma io penso invece che secondo me ognuno di noi dovrebbe farsi un esame di coscienza e dire: ma sto facendo quello che mi spetta fare, sto facendo il mio dovere. Forse su questo ci dobbiamo fermare e ragionare, perché poi a pagare tazza sono sempre quei poveri cristi che vanno tutti i santi giorni a lavorare e si fanno il mazzo guardato. Perché è così. Perché io posso permettermi di dire certe cose perché conosco l'ambiente carcere da 25 anni, sono una persona che H24 parla e lavora di questo. Antonio Fellone, 25 anni, che reati hai commesso tu per esserti fatto 25 anni di carriera? Io purtroppo, per fortuna, sono un dirigente locale del SINAP, penso più purtroppo per il SINAP, però lo sono. Il problema è quando il sindacato, invece di difendere i lavoratori, diventa difesa del privilegio, è là che diventa, come posso dire, antipatico ai lavoratori. E tu sai che purtroppo ci sono tante situazioni in cui alcune sigle o alcune persone usano il sindacato per difendere il privilegio e non il bene di tutti. Ma tu mi conosci da anni e sai che fortunatamente siamo amici per questo, che io ho tutt'altro modus operandi. No, volevo spiegare. E infatti non per niente vi tengo Antonio, non per niente vi tengo in trasmissione con me, però ci dobbiamo fermare. Fermo là, c'è la farò pubblicità. Rispondere però un attimo, ma poi c'è andiamo in pubblicità un secondo, dai la replica ad Antonio, 30 secondi, andiamo in pubblicità. Scusate se no a casa non capisco, ma vai Antonio, scusami. No, dicevo, io su questo sono completamente d'accordo, e questa cosa mi fa incazzare ancora di più, perché per pochi deficienti che usano, hai detto bene, usano il sindacato, non fanno attività sindacali, lo usano per scopi personali o come dicevi per difendere il privilegio, a pagare tasse poi c'è i tanti sindacalisti che lo fanno veramente con passione perché ci credono, e poi va di mezzo tutto il mondo sindacale, perché qua non si dice Federico fa così, no. Il sindacato l'errore sta lì, nel generalizzare, capisci? Ed è sbagliatissimo, perché tu sai bene, io conosco te, so che persona sei, tu conosci come lavoro io, nel quotidiano comunque è capitato spesso di confrontarsi. Purtroppo nel nostro corpo ci sono pseudo sindacalisti, ma lì sta nell'intelligenza della persona di capire con chi si ha a che fare e a chi dire tu sei un sindacalista e tu invece sei uno che guarda solo i fatti fuori. E qui sta nell'intelligenza del collega a capire queste cose, perché generalizzare è sbagliato secondo me rispetto ai colleghi che dicono queste cose. Però Fede, tu lo sai bene che poi alla fine i sacrifici, la passione, il lavoro paga, poi il collega te lo riconosce, sa chi è Tizio, sa chi è Castro, chi è Servo. È brutto, è vero, e ripeto, concordo con quello che hai detto, che ci sono alcuni personaggi che invece di tutelare
la polizia penitenziaria, quindi uomini e donne del corpo, tutela i privilegi e tutela magari di qualcuno. E questo è sbagliato. Antonio, ora però devo andare in pubblicità. Pubblicità, torniamo subito. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Uno, due, tre, vai di epoca dell'oro. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Il vestito nero che aura fantastica. Tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Sulle mani. Voleva solo entrare in quell'accademia, ma se n'è andato via una fredda sera, respinto dai giganti, rimasto sulle porte, ma lui ha giurato: cambierò la mia sorte. Dicevano non sai disegnare le persone, lui ha risposto rivoluzionerò l'intera nazione. Si chiude nello studio, prepara la rivolta, l'estetica di prima stavolta è sepolta. Non serve un nome, lo senti nel cuore, è un'ascesa di stile O di terrore? Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Il vestito nero che aura fantastica. Tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Sulle mani. Tra le strade di Vienna lui cerca lo spazio, un bacio che stringe, un abbraccio, uno strazio. Voleva l'architettura, sognava i palazzi, ma è finito dal dipingere a renderli tutti pazzi. L'oro copre tutto, nasconde il difetto, simboli neri sul muro perfetto. Chi guarda distratto non capisce il gioco, chi resta un secondo si brucia nel fuoco. Ognuno ha il suo destino, ognuno ha il suo pennello. C'è chi fa mosaico e chi un macello. Dal bel vedere guarda la sua eredità, un'ombra che danza su tutta la città. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Il vestito nero che aura fantastica. Tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai. Sulle mani. Per il pittore Austriaco, hai detto ai. Buonasera a tutti. È sempre siamo lo spazio più in collaborazione col Sinapsi. Questo è il pittore austriaco, le voci dissidenti, che è un gruppo local, visto che noi promuoviamo la musica locale da questa radio. Ma local di dove? Di Bari? Del Piemonte, mi sembra. Comunque sono ragazzi in gamba, è della hit dell'estate, il pittore austriaco. Anche là dove andrà il nostro mitico Antonio Fellone sarà il tormentone della stagione, vero Antonio? No. Come io devo no? andare da una parte perché non devo ascoltare e sentire nulla. Solo isolato io, mare
spiaggia, al massimo il rumore più che posso sentire è quello del mare. quando arriva. Perché sono veramente stanco, psicologicamente sono arrivato. Hai bisogno di Bisogna- silenzio, non vuoi più sentire nessuno, vuoi sentire chiacchiere, in poche parole, giusto? Bravo, Ma ma credo di pigliarmi anche qualche giorno dai social, perché No, e come Bravo, no, fai? devi fare il digital detox, Antonio, spegni Antonio, tutto. come fai? Con la gente che ha Spegnili. bisogno di te non puoi spegnere. Ma che sta di sai spegnili? cosa? Mi sta venendo la nausea, io non vedo l'ora che arrivi settembre, credimi, perché leggi sempre le stesse cose dei soliti personaggi, ognuno, perché poi Federico lo sa che fa il nostro lavoro, ognuno la mattina si sveglia e si sente paladino della polizia penitenziaria, ma paladino dei detenuti soprattutto, perché sempre le stesse cose, fa caldo, non ci sono i ventilatori, poverini, sovraffollamento, 65.000 detenuti. Ho letto sempre la solita Ilaria Cucchi che ieri diceva praticamente che... Mi sentite? Sì, forte e chiaro, siamo... Il numero di detenuti prima di questo governo era assolutamente di meno. Ma sono aumentati i reati. Ma chi sbaglia e commette un reato deve andarci in carcere o no? Io voglio la risposta. Se i reati sono triplicati, la responsabilità del governo. E si dice sempre la stessa cosa. Poi arriva il fenomeno di turno che sta cercando di capire perché lui troverà le soluzioni per le problematiche relative al carcere. Perché mi sta venendo a nausea, ogni post che leggo, ognuno si sente cripto e ognuno si sente di conoscere i problemi del carcere e poi senti sempre le stesse cose. Ogni estate è questo, ogni estate fa caldo e qua e là. Nessuno che dice ma forse magari pensiamo un attimo a chi ci lavora in carcere che è costretto a starci, no? A chi magari ha commesso un reato e fuori c'è gente che piange per colpa di questi signori. È ovvio che va rispettato l'articolo 27 della Costituzione, ma nelle carceri italiane fortunatamente si rispetta. Quello che dovrebbe venire fuori di più come rispetto nei confronti di chi lavora all'interno degli istituti penitenziari e si fa il mazzo quasi tutti i giorni, è quello che dovremmo iniziare a parlare, non di chi ha commesso delle pene e sta scontando. Certamente è un carcere, non è un albergo, perché altrimenti... Io sono stato in alberghi dove sono stato meglio, però non sono più gli alberghi di una volta. Comunque, a proposito di alberghi di una volta, 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse dire la sua sugli alberghi, e invece 340 670 9659, sì, ovvio, 340 670 9659 per chi più timidosi che vogliono dire la loro su WhatsApp. Che a proposito di alberghi, io mi ricordo la direttrice Armida di Sereri che diceva: io non sono la direttrice del Jolly Hotel, io sono il direttore di un istituto di pena dove ci sono persone che hanno compiuto delitti efferati. Ecco, a me questa frase che ha detto Armida Miserere, che alla fine è morta suicida sul Mona un po' di anni fa, già un bel po' di anni fa, mi sarebbe piaciuta vederla scritta in una lapide. Al DAP invece è una delle persone meno ricordate in assoluto dell'amministrazione penitenziaria, anche se di fatto è una vittima del dovere per come se n'è andata. Ci sono purtroppo direttori che questo se lo dimenticano e mi dispiace dirlo e ricordarlo in questa radio. Ci sono posti davvero che dove si fa fatica a far capire alle persone che stanno dentro un carcere, non dentro a posti con funzione ludica. Ecco. Questa è una trasmissione che tante volte è servita comunque a sottolineare alcune mancanze. Sì. Ecco, un'altra mancanza dell'amministrazione penitenziaria, voci che continuano ad arrivare, che sembra che da nord a sud cambi il regime penitenziario. Io so che al nord Italia si fa tutto per rispettare le circolari, chiudere i detenuti qua di là, mentre nel sud Italia, purtroppo, mi dispiace dirlo da questa radio, si fa fatica, se non addirittura non si applica la famosa circolare Renaudi che prevede la chiusura dei detenuti, perché non è possibile farlo. Sono voci che arrivano dal campo, mi è stato pure spiegato il metodo che viene adottato in alcune latitudini del paese e da quello che ho capito a Roma insomma il Dipartimento di Amministrazione penitenziaria è cosciente.
Renoldi, quella voluta da Ostellari rispetto alla chiusura. Sì, che è l'applicazione della circolare Renoldi, che è rimasta nel cassetto 2 o 3 anni. Va ricordato, alla fine bisogna dare, siccome la sinistra dice che è stato il governo dei fasci, ha chiuso i detenuti, no, io voglio dire che è stato il capo del DAP più di sinistra di tutta la storia a di fatto disporre, scrivere la circolare che regola la chiusura dei detenuti comuni e poi in seguito anche dell'alta sicurezza. Purtroppo a me giungono voci e spiegazioni che in molte parti del paese, sia i reparti cosiddetti speciali che quelli comuni, chiusi non sono. Mi dispiace purtroppo dire questo, però c'è un problema a Roma ovviamente se questo accade. Loro si nascondono dietro al fatto che c'è carenza di personale, ma non è vero, semplicemente perché torniamo sempre al discorso dell'organizzazione, che ogni carcere è un ministero. Io ti posso garantire che in tantissimi istituti, soprattutto quelli del nord, hai perfettamente ragione, ma anche al sud, tipo la Calabria, a parte che la Calabria la maggior parte degli studi non ha mai aperto, però ci sono, ti do perfettamente ragione su Calabria, su Sicilia, su Campania, Puglia, su questo sì. Proprio perché non c'è la volontà nella questione di carenza di personale o meno, perché dove è stata applicata quella circolare i benefici sono visti, perché sono state le risse, sono state le vessazioni che pagavano i detenuti deboli, perché poi va detto anche questo. Quindi, come dici sempre tu, è un'amministrazione sotto certi aspetti a carattere nazionale spaccato, c'è una parte che lavora e funziona, c'è l'altra parte che già sul fatto di non far rispettare una circolare la dice lunga su quello che è l'organizzazione di una parte del. Ma guarda, su questo posso dirti che comunque chi di competenza di DAP attenzione a queste situazioni tutti i giorni, perché poi a volte ti viene anche riferito che i detenuti sono chiusi e poi vai a fare una verifica e ti risultano aperti i detenuti. E posso garantire la mia esperienza che è capitato più di una volta e sono stati beccati con le mani nella marmellata perché dicevano che la circolare era stata applicata, quindi che i detenuti erano chiusi, poi da ispezioni fatte a sorpresa il risultato essere quello che dicevi tu, che i detenuti erano tutti aperti. Sì. E no, giustamente se la legge è una, il paese è uno, in teoria andrebbe fatta rispettare in tutto il paese, anche perché non è giusto che insomma che c'è chi paga e chi no. E insomma ci sono eventi che... Sai, dal gruppo WhatsApp che abbiamo in comune, Fede, ogni tanto il sondaggio lo facciamo e purtroppo noi c'è la fortuna di avere presente su quel gruppo colleghi che prestano servizio sul territorio nazionale, ce lo sai meglio di me. Sì, ma ho sempre paura di leggere e scrivere in quel gruppo perché penso che il giorno che inizio a scrivere mi verrò radiato dal SINAP, quindi preferisco non leggerlo. Tanti ci dicono che la circolare è applicata, ma anche ci sono istituti dove ci dicono che la circolare non è applicata. E quindi questo è sbagliatissimo perché la legge vale per tutti. Antonio, scusa se ti interrompo, ma abbiamo dei WhatsApp e li leggiamo. C'è un ascoltatore che ci scrive: Turetta, detenuto in Germania, ha chiesto di tornare in Italia in lacrime. Non è che sono davvero degli alberghi? E poi scrive sempre: non c'è carenza di personale, ma se i nuovi appena arrivano chiedono di andare negli uffici o all'area esterna, mi dite chi resta a lavorare? Turetta, non mi risulta che Turetta è stato detenuto in Germania, Turetta è stato in Germania per essere esplotato in Italia, ma non perché è stato detenuto, perché in Germania. Che la carcerazione magari in Germania sia diversa può essere, ma le leggi sono completamente diverse, perché proprio per parlare della Germania noi sappiamo bene, i minori dopo le 22 non possono stare in giro, e se li beccano in giro gli fanno un po' così a loro e ai genitori, vedi che se fai una cosa del genere in Italia sei immediatamente tacciato come fascista o altro. Quindi parliamo di però Antonio, scusami, c'è uno che fa il fascista dalla mattina alla sera, è arrivato al 10% e ora sembra che detta la linea al governo. Non era meglio che lo faceva il governo questo invece di farsi dettare la linea da un certo generale che insomma va molto forte ultimamente? Una cosa, per quel poco che ne so io non detta linea a nessuno. No, così sembra almeno da che... Io ho visto delle scene orrende che vanno veramente fatto, passate il termine, schifo. Una persona che fino a qualche mese fa era con la Lega e adesso te lo ritrovi con il cappio che a te il ministro della Lega
oppure un altro parlamentare di sesso opposto attacca ogni giorno vicepresidente del Consiglio, che infrastrutture e trasporti, quando magari poi intervistato in altre trasmissioni qualche mese fa, mentre era ancora alla Lega, diceva il tutto il contrario di tutto. Queste sono cose che fanno riflettere e deve far riflettere chi sostiene questo nuovo movimento, cioè da chi è formato. Io non voglio fare polemiche, non nulla, però no, stiamo anche a fare sociologia, Antonio, anche perché è da capire, perché sembra che molta gente in divisa, insomma, sostenga o simpatizzi per il generale Vannacci. È anche giusto sentire una campana, chi le difende le persone in divisa, se magari c'è un problema, se c'è un motivo, ecco, di cosa sta accadendo, perché c'è tutta questa simpatia verso il generale Vannacci e quello che dice, se forse qualcosa è stato sbagliato. No, chiedo, perché io Vox Populi, Vox Dei. Ospite, quando era alla Lega l'abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione. Sappia bene che è un buon oratore, quindi, però io invito sempre a fare una riflessione. Ma se c'è stata una persona che ci ha messo la faccia, e non solo, per cercare di limitare gli interessi d'Italia e per stoppare quello che era la questione dell'immigrazione clandestina, si chiama Matteo Salvini, ha rischiato 11 anni di galera, perché poi da fuori è bello dire dobbiamo fare questo, dobbiamo rispedirli a casa loro, ma purtroppo ai noi non è così facile. Quando una persona ci prova, Matteo Salvini, docet, rischia di veramente un attimo di passare dall'altra parte, quindi sappiamo bene quello che ha passato. Quindi è ovvio, essendo un oratore, un bravo oratore, magari la gente sta lì ad ascoltare la novità. Però io credo che una persona, prima di dare un voto a un esponente politico, debba conoscere la storia politica, e non mi sembra che ci sia storia politica. Debba conoscere la storia della persona, oppure magari conoscere il territorio. Io non ripeto, non voglio fare polemiche, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Io posso semplicemente dire che rispetto a quello che viene detto oggi, l'immigrazione e altro, voglio dire che c'è una persona che ci sta lavorando da tanti anni, e per fare bene il proprio lavoro e per fare quello che gli è stato chiesto dalle persone che l'hanno votato, ha rischiato 11 anni di galera. Questo è fare politica e questo è rispondere al territorio, perché poi le chiacchiere se le porta il vento. Ecco, allora noi speriamo che le risposte arrivino sempre di più, anche perché ci sono tantissime questioni aperte. Insomma, si sta vedendo un rush finale, una velocizzazione, ecco, in tante misure normative che semplicemente fa piacere vedere, però insomma sono necessarie con urgenza, e questo lo sappiamo tutti, che insomma ci sono. Il problema, Fede, sai cos'è? È che quando il governo mette le mani, ha provato a mettere le mani sulla sicurezza, si ritrovi dall'altra parte attacchi continui, perché sembra che la sicurezza interessi solo il presidente del centrodestra. Quando questo governo ha provato a mettere le mani sulla giustizia, proponendo una riforma, sappiamo bene come è andata a finire. Perché il problema principale è che, secondo me, è una mia visione, dall'altra parte della sicurezza non gliene frega nulla, perché gli va bene così. Dell'immigrazione non gliene frega nulla, perché gli va bene così, magari hanno degli interessi, chissà. No, il loro modello di immigrazione è il modello Sanchez, purtroppo, vediamo quello che è accaduto. Finché non passasse il referendum, sì. Perché tanti li senti parlare, magari non capiscono nulla di politica, non conoscono lo storico, non sanno quello che si sta facendo, quello che si è fatto e quello che si è pensato di fare. Però, giusto per fare i partiani contrari. No, giustamente la gente quando va a votare dice ma io sto meglio o peggio di 5 anni fa, e vota di conseguenza, perché alla fine uno può essere laureato ignorante, non capirci una beata mazza o capirci tutto, però siamo tutti uguali quando si va nel silenzio, nel segreto dell'urna, e si vota. Ed è qua l'arte della politica, no? Di attrarre, conservare i voti e cercare di portare a casa i risultati. E qua stiamo facendo sociologia pura in questa trasmissione, per cercare anche di capire questo fenomeno, insomma, politico che si è creato, e perché, insomma, smuove le acque. Comunque se ne parla ed è giusto parlarne, non si può far finta che, insomma, non ci sia, ed era giusto, secondo me, affrontare l'argomento. Tu sai bene che noi alle chiacchiere abbiamo bisogno di fatti, perché le chiacchiere poi le porta via il vento.
è quello il guaio, ci sono tanti fatti sospesi, Antonio, perché poi la gente, ma il taser che fine ha fatto? Ma i cambiamenti al vertice del DAP che fine hanno fatto? Alcuni progetti sulle carceri, qua la revisione dei circuiti, tutte queste cose che fine hanno fatto? Cioè, giustamente poi purtroppo siamo a fine legislatura e si iniziano a fare i bilanci. Però una domanda. Tu prima hai detto una cosa, la gente si chiede nel 2022 come eravamo, come siamo oggi. E io credo che questo momento ti sentiamo malissimo, Antonio. Non ti muovere, se ti muovi per la voce. Ok, no, scusate. Bisogna farsi, come dice, delle domande e darsi pure delle risposte. Noi dobbiamo guardare a quello che comunque, partendo dagli organici, no? E noi parliamo di polizia penitenziaria, noi possiamo dire che rispetto al 2022 siamo messi meglio. Considerare che comunque abbiamo avuto a che fare con dei governi che tutto hanno fatto tranne pensare al turnover, e nonostante sia stato fatto il turnover, quindi parliamo di 6.000 persone che sono andate in pensione, comunque c'è stato incontrati 9.000 unità che, ripeto, lo ribadisco, sono ancora poche per quanto mi riguarda, ma non per colpa di questo governo, per colpa di chi in passato non ha pensato a fare al turnover. Poi, se ti ricordi bene, avevamo una fortissima carenza di educatori e oggi puoi dire che la pianta organica degli educatori le carenze sono state azzerate. Ci sono gli educatori, poi andiamo a il governo non è che gestisce gli educatori, il governo assume gli educatori e li assume. E ad oggi, mai è successo nella storia, c'è un azzeramento della carenza della pianta organica degli educatori. Il problema è la gestione, Antonio, l'hai detto bene. Ricordi bene, no, poi ho finito, se tu ti ricordi bene, prima un direttore gestiva 2, 3, 4 istituti, un comandante faceva pure uno istituto, o 2 o 3 istituti. Oggi puoi dirlo tranquillamente che ogni istituto ha un suo direttore e un suo comandante. Le cose sono state fatte, sono stati creati comunque nuovi gruppi e c'è stato cercare di valorizzare il corpo di polizia penitenziaria. Però io dico sempre che comunque una casa tu non è che la costruisci così, devi iniziare dai fondamenti e quando è arrivato questo governo voglio ricordare che ha trovato non le macerie, di più. Quindi le cose sono state fatte. Ovviamente si poteva fare di più? Secondo me sì. Si può fare di più? Assolutamente sì, anzi si deve fare di più. Però io dico, da poliziotto penitenziario mi fermo, faccio un ragionamento e dico dai, però il mio corpo comunque è stato attenzionato, perché a noi quello interessa. Poi non per ultimo, e secondo me è fondamentale, è la storia, credo che sia mai successo, che un governo ti fa 2 rinnovi contrattuali, non 1. 2, con un contratto che scade l'anno prossimo, nel 2027. Ti voglio ricordare che i nostri contratti venivano rinnovati dopo 2 o 3 anni al termine della scadenza e ti voglio ricordare che c'è stato un 10 anni di blocco del contratto. Quindi le cose vanno messe tutte insieme, qualcosa per la polizia penitenziaria, per il nostro corpo è stato fatto. E come ti dicevo prima, poi mi taccio, si può fare di più? Sì, si deve fare di più. Però non è che si fanno come governo, sono stati con le mani in mano per quanto concerne il nostro mondo. Tutto qui. No, il problema poi, è che ovviamente la sinistra attacca perché non è stato fatto indulto o amnistia e altro, ma qua è stato detto il primo giorno che no a sconti di pena, ma questo governo non ci pensa minimamente nel rispetto delle vittime di reato, e poi mi trova pienamente d'accordo. Il problema è che il lento ma costante declino del sistema carcere si è rallentato, comunque è continuato. Cioè se vai a chiedere a una persona che lavorava in sezione stava meglio 5 anni fa, ora dici 5 anni fa era forse un periodo meglio di ora. 1, 2, velocissimo e chiudo. Il problema è anche che il centro-sinistra è in vantaggio in tutti i sondaggi, devi portare le cose a casa ora, perché se perdi le elezioni quello che hai portato a casa ti resta, quello che a casa non sei riuscito a portare non lo porterai più per altri 5 anni. Cioè bisogna pensare pure questo, e qua mi taccio. Mi trovo pienamente d'accordo, però su quello che ti ho detto prima ti faccio fare una riflessione, ma tu lo sai meglio di me perché lavori in prima linea. Guardiamo la tipologia di detenuti di 5 anni fa, la tipologia di detenuti ad oggi. Abbiamo un aumento sproporzionato di detenuti stranieri, che è bene, meglio di me, ripeto, perché tu lavori in prima linea, di non facile gestione. Quindi
bisogna fare attenzione, perché sai bene che c'è le procure sul collo. Guarda, basta ricordare quello che ha chiesto il PM di Santa Maria l'altro giorno per i colleghi di Santa Maria. Quindi è cambiato tutto, è cambiato il nostro mondo. È normale, se parli con me, ti dico, quando mi sono arruolato nel 2001, sotto certi aspetti si stava da Dio rispetto ad oggi. C'era tutt'altra tipologia di detenuti, c'erano stranieri, ma non come oggi, e tu sai bene che sono loro la stragrande maggioranza dei protagonisti degli eventi critici che avvengono all'interno degli studi penitenziari. E le cose bisogna dirle. Sì. Io, purtroppo è anche peggiorata la gestione, sono cambiati le persone che gestivano le carceri. Una volta avevamo gli ispettori con 20-30 anni di carcere che comandavano le carceri, ora abbiamo commissari che purtroppo vengono da fuori, spesso o direttori che non sanno nemmeno come è fatto un carcere eppure lo comandano. Mi dispiace dire questo, cioè siamo andati a migliorare da una parte però a peggiorare dall'altra a livello umano, a livello di gestione. Io più che altro dico che comunque mancano, perché sono andate via in pensione tantissime figure. Io parlo di direttori, provveditori, gente anziana che conosceva bene il mestiere, che ha vissuto il vero carcere, quindi quello di 20-30 anni fa, dove quelle erano carceri, veramente carceri, e quindi quell'esperienza, perché se tu avessi avuto ancora oggi persone di quello spessore, di quell'esperienza, andavano a facilitare anche il lavoro non facile di nuovi commissari, dirigenti che hanno intrapreso la carriera da poco. E poi è ovvio, attenzione, ci sono quelli che valutano e c'è magari chi vale di più e chi vale di meno. Però io credo che comunque anche questa tipologia di persone sono abbandonate semplicemente perché prima arrivavano e trovavano una figura esperta come un direttore, oppure una figura esperta come i vecchi ispettori fedeli che facevano i comandanti. Quelli erano grandissimi comandanti. Magari ancora lì, prima di andare in pensione, venivano affiancati comunque un po'. Oggi arrivano e spesso sono soli, tutta la buona volontà di questo mondo, ma ovviamente non hanno l'esperienza e non hanno persone, perché purtroppo non ci sono più, che potevano affiancarli e insegnargli, tra virgolette, il lavoro. Poi ripeto, c'è qualcuno che vale meno, come c'è chi vale di più, però io non mi sento di additare la responsabilità a nessuno, semplicemente mi sento di dire che effettivamente negli anni sono andate via tantissime figure prima presenti all'interno del mondo penitenziario. Ripeto, parliamo di direttori, di provveditori, ma anche di persone che conoscevano della esperienza. Antonio, qua il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere. Chiudo con un ultimo WhatsApp che ci hanno scritto: il risultato della riforma della giustizia è la conferma che in Italia non cambierà mai niente, o almeno finché ci sarà chi canterà Bella Ciao quando il popolo perde. E ogni riferimento a quello che è accaduto al Tribunale di Napoli è puramente casuale, ma anche i festeggiamenti che abbiamo visto nei tanti tribunali. Non è un paese, in un paese normale questo non sarebbe mai accaduto. Ecco, e questa è la gente che amministra la giustizia in Italia, una minoranza almeno, però. Ecco qua. Antonio Fellone, dal tuo luogo di vacanza a te l'obbligo della chiusura. Vai Antonio. Un'informazione di servizio vi chiedo. Prego. Venerdì ci siamo? Venerdì sì, c'è la regista che fa sì con la testa. Perfetto. Sì, se non brucia la radio, che visto che la chiavetta si è bruciata, quasi si è bruciata la stampante, per ora la radio regge. Lo faccio solo per te. Venerdì mi collego con lo Skype o con Type Teams, no, mi dice Skype non esiste più, così non funziona. Nel tempo che facciamo la trasmissione ti faccio ammirare un po' di mare mentre tu sei a Milano in via Bellerio. E mi hanno detto che dovresti chiamare con un cellulare foderato di amianto, perché altrimenti va a fuoco la radio, così mi è stato detto regia. Quindi passiamo venerdì prossimo, ragazzi. Grazie sempre, grazie della libertà, grazie a Natale dalla Repubblica. È top, grazie a Mimmo, a Fede. Buona settimana, buon weekend. Come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e grazie a te Francesco per tutte le volte che ci hai ascoltato. Continua a ascoltarci dall'aldilà. Ciao.